Finalmente arriviamo a 517 milioni di euro che vengono stanziati per le persone che hanno avuto una truffa da parte delle banche, in particolar modo di quelle venete, delle due popolari. Abbiamo sbloccato fino ad oggi 88 mila domande su 124 mila di quelle forfettarie, e sapete che in tutto le domande sono 144 mila, quindi sono tantissime famiglie venete. Si apre un nuovo binario di ristoro per gli azionisti delle popolari venete nelle settimane in cui a livello nazionale tiene banco il caso Monte dei Paschi di Siena, con il dossier nelle mani dell'altro ministro bellunese Daniele Franco. L'accelerazione per le vittime dei crack veneti è arrivata grazie a un accordo tra Agenzia delle Entrate e Consap, ovvero la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, in maniera tale che 23.000 famiglie possono avere in tempi certi e brevi finalmente il loro indennizzo, perché in questo momento abbiamo delle difficoltà per la verifica del patrimonio immobiliare di chi aveva, diciamo, un reddito IRPEF nel 2018 superiore a 35.000 euro, ma un valore del patrimonio immobiliare inferiore a 100.000 euro. In questa maniera la commissione tecnica, che è collegata alla Consap, potrà verificare in maniera molto più veloce e, diciamo, riuscire ad indennizzare finalmente queste persone, che del resto queste 23.000 persone bloccano le altre 11.000, cioè quelle che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro ma avevano danni superiori ai 50.000 euro. Strette le tempistiche che il ministro ha assicurato al direttore Luigi Baccialli. Quando saranno erogati mediamente, insomma, questi soldi? Vedendo la velocità in questo momento con cui ci stiamo muovendo, io mi auguro che entro fine anno abbiamo chiuso tutti quanti gli indennizzi a queste persone che hanno avuto il danno, e di fatto il fondo indennizzo risparmiatori, che conta 1.575, quindi 1.575 milioni di euro, possa essere interamente destinato alle persone truffate.